Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Bene, apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo negli uffici dell'assessorato alla sanità e iniziamo a conoscere i nuovi protagonisti dell'esecutivo regionale. Partiamo con Carlo Doria. Ben trovato Doria, un impegno grandissimo visto che hanno i quotidiani, i giornali già dato l'elenco di tutte le cose che deve fare nei prossimi giorni, quindi sarà un anno e mezzo intensissimo. Intanto grazie degli auguri. Devo dire che l'agenda delle cose da fare è tanta, è abbastanza nutrita, le priorità le vedremo, ma sempre nell'interesse di ridare ai sardi la speranza e la dignità di una sanità che rappresenta la salute e il bene più prezioso, quindi bisogna impegnarsi con tutte le energie. È abitudine di Panorama Sardo alla prima intervista conoscere meglio i protagonisti. Carlo Doria, so che ha alle sue spalle dei trascorsi abbastanza difficili, un nonno fucilato dai partigiani, un nonno che faceva il veterinario ed era lì per curare i cavalli dell'esercito, un papà che a 29 anni è andato via a causa di un incidente automobilistico. È una vita quindi difficile da affrontare con molto orgoglio, con molta rabbia. Ma certamente rabbia no. Devo dire, ho avuto la fortuna di una famiglia e di una mamma molto forte e coraggiosa. Ho una sorella che è un anno in più di me ed è agronoma. È sempre stata una famiglia molto unita, devo dire famiglia allargata, quindi anche con i fratelli e le sorelle di mia mamma e con i fratelli di mio padre, che ho conosciuto magari un po' più grande perché non avendo appunto la presenza di mio padre è stata magari quella famiglia un pochino conosciuta più dopo, insomma, non è stata un'immediatezza. Mio padre è morto a 29 anni, io dovevo compiere 2, quindi ho forse delle sensazioni, i ricordi diciamo a 2 anni non ci sono, forse delle sensazioni di quando mi raccontano che mi cullava per farmi addormentare. Mi racconti del nonno? Mio nonno Carlo Doria. Mio nonno si chiamava Carlo Doria, era nato a Ploaghe perché il padre era medico, si chiamava Mario, era nato il padre di mio nonno a Castrì di Lecce, laureato in medicina a Napoli, da il padre che era medico e veniva dalla Liguria, un paesino vicino a Genova. E mio bisnonno era venuto a caccia in Sardegna a fine dell'Ottocento, si era innamorato della Sardegna e aveva deciso di portare la giovane moglie in Sardegna a vivere e hanno scelto Ploaghe. Lui era laureato in medicina perché all'epoca non c'era la facoltà di veterinaria, quindi il medico poteva decidere di curare gli umani
o gli animali, e lui, forse la passione della caccia o altro, aveva scelto la strada del veterinario. Quindi mio bisnonno, che si chiamava Mario, era veterinario, e a Ploaghe ha fatto con la moglie una famiglia numerosa di 5 figli, 3 maschi e 2 donne, e uno dei maschi era mio nonno, che ha fatto la facoltà di veterinaria a Sassari, che era stata appena istituita. Poi nel corso degli studi si è appassionato alla ricerca, quindi ha iniziato la carriera universitaria all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, poi col suo maestro si è trasferito a Torino, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino, del Piemonte, e lì ha continuato la carriera universitaria, molto giovane, diventando professore da subito. Allora era una carriera diversa, quella del professore non era come quella di oggi, che prevede diversi gradi, associato, ordinario e tutto. Era professore incaricato, si diceva. E la famiglia è stata quindi trasferita a Torino, mia nonna era sassarese, aveva all'epoca 2 figli, mio padre era il secondo, si chiamava Enrico, però con un legame stretto con la Sardegna, perché venivano spesso per le vacanze a trovare la famiglia Sassu, che era una delle famiglie di Sassari abbastanza note, fino a quando nel 1943 mia nonna è ritornata per le vacanze estive e poi si è trattenuta perché doveva partorire il 3° figlio. È arrivato l'8 settembre del 1943, quindi l'armistizio, dove la Sardegna è diventata parte, anglo-americana con il re, con i Savoia, mentre il nord, il centro-nord della penisola nazifascista, e quindi Repubblica di Salò. Mio nonno, che era rimasto in Piemonte, a Torino, che avrebbe raggiunto la moglie qualche settimana prima del parto, si è trovato quindi bloccato con l'interruzione delle comunicazioni ed è stato arruolato come professore universitario di veterinaria nella Repubblica Sociale di Salò come ufficiale veterinario. Quindi con un incarico di seguire un reggimento di cavalleria, e gli hanno dato una destinazione in un paese della Toscana vicino Grosseto che si chiama Roccastrada, e a Roccastrada purtroppo ha terminato la sua vita, perché un giorno la loro caserma è stata aggredita, conquistata da una pattuglia di partigiani, e i 5 ufficiali che c'erano, compresi mio nonno, che era ufficiale veterinario e che quindi nella sua vita aveva solo fatto del bene curando gli animali, è stato fucilato come ufficiale repubblichino. E mia nonna ha scoperto questo, ritrovando poi anche le spoglie di mio nonno a distanza di 4 anni, come è terminata la guerra. Una storia difficile, perché questo nonno docente universitario si ritrova ad essere arruolato nella Repubblica di Salò e lì conclude la sua vita. Iniziamo a parlare di questa esperienza. Viene annunciato come un assessore che vuol portare la sanità sarda verso un profondo rinnovamento tecnologico, telemedicina, robotica. Beh, devo dire che noi abbiamo degli strumenti che oggi ci vengono offerti dalla tecnologia, che servono anche a compensare le distanze. E le distanze vuol dire anche, in questo momento storico della sanità sarda, stare più vicini alla popolazione, con ovviamente una risposta che sia una risposta più qualificata possibile. Quindi avere una consulenza in un comune dell'interno della Sardegna, distante 100 km dal centro specialistico di cardiologia, è importante per indirizzare al meglio nelle scelte il medico che deve prendere delle decisioni nei confronti di quel paziente. Oggi però noi abbiamo un problema che emerge, ed è legato al fatto che c'è proprio una carenza
di certe figure, compresi i medici di medicina generale e i medici della continuità assistenziale, per cui ci sono dei comuni della Sardegna, soprattutto in quelle zone un po' più all'interno, che hanno una carenza, non hanno la possibilità di accedere, ed è una cosa assolutamente da riorganizzare. La riorganizzazione ovviamente in questo sistema sanitario regionale va portata avanti attraverso due direttrici. Una direttrice è lavorare oggi per il futuro, ed è quello che io avevo fatto nella mia veste di senatore, quando in Commissione Sanità in Aula ho presentato emendamenti, ho presentato ordini del giorno approvati, dove chiedevo l'aumento del numero di accesso ai corsi laurea in medicina e chirurgia, e lo dico anche da docente universitario questo. E non è stato, diciamo, portato a termine il disegno di legge e neanche l'emendamento, perché per poter adeguare, nonostante avessi dalla mia parte il Ministro dell'Università, perché per poter adeguare l'accesso dal corso di laurea, aumentando mediamente 1/3 del numero degli iscritti in tutte le facoltà di medicina italiane, avrebbe avuto un costo pari a 12 miliardi, che è correlato al dover adeguare le piante organiche dei docenti per dei rapporti che ci sono fra numero di iscritti e docenti del corso, che sono dei parametri che vengono utilizzati per l'accreditamento del corso a livello ministeriale su delle direttive europee. Quindi quel costo di 12 miliardi in quel momento il governo Draghi non ha ritenuto essere prioritario, e avrebbe sicuramente messo in sicurezza il sistema sanitario nazionale, perché aumentando di 1/3 il numero degli iscritti nelle facoltà di medicina creavi i presupposti per un esercito che avremmo visto dopo 6 anni, perché il corso di laurea è di 6 anni e la specializzazione è mediamente di 5. In unità, quanti medici in più sarebbe? Beh, se Sassari sono 120, 60, 180. Quindi io avrei sfornato da Sassari non 120 medici, ma 180. E quindi un parametro importante se lo rapporti a tutto il resto d'Italia. 12 miliardi sembrano tanti, sono molto pochi, perché venivano spalmati nell'arco di 15 anni, perché quando tu assumi un docente universitario tu devi, diciamo, considerare una vita, diciamo, didattica di 15 anni che devi coprire dal punto di vista del bilancio. Ma con amarezza devo dire che dopo aver rifiutato i 12 miliardi per mettere in sicurezza il sistema sanitario nazionale, Draghi aveva dato 23 miliardi a Benetton Autostrade dopo il Ponte Morandi. E questa è una cosa che ovviamente mi ha lasciato il segno e giustifica anche le 35 volte che ho votato in difformità nei confronti di alcuni provvedimenti che ha portato il governo Draghi e che io non ho ritenuto dover votare, dall'invio alle armi ad altri vari ed eventuali provvedimenti che secondo me non facevano bene né all'Italia e tantomeno alla Sardegna. Apriamo una parentesi sul mondo dell'università. La specializzazione in ortopedica, lei è il numero 1 sotto questo profilo in Sardegna, perché a base a Sassari e a Cagliari no? Aveva base anche a Cagliari, ma Cagliari non ha più i requisiti dell'accreditamento della scuola, perché per poter accreditare la scuola di specializzazione tu devi avere almeno 2 professori associati. Il problema che Cagliari oggi non ha, perché Cagliari ha un professore associato che è il mio amico Antonio Capone e un ricercatore. È auspicabile che ovviamente si portino avanti anche delle procedure concorsuali alla luce di ovviamente budget disponibili per poter portare anche nuovamente la scuola di specializzazione anche a Cagliari. Il problema delle scuole di specializzazione è un problema che nasce nel 2006, 2007 e 2008
quando c'è stato il blocco del turnover legato alle finanziarie, per cui noi ci siamo ritrovati che su 10 pensionamenti ne potevi assumerne uno, l'anno dopo su 10 pensionamenti potevi assumerne 2, l'anno dopo su 10 3, ma in questi 30 pensionamenti, e ne ho assunto 5, io ho sterilizzato intere discipline, perché non ho avuto più la possibilità di avere nessun docente. Quindi la facoltà di medicina di Sassari è passata da 46 scuole di specializzazione a 22, e ad aggravare questo quadro del mancato turnover c'è stato il recepimento di normative europee, degli accreditamenti che ti imponevano 2 professori associati, cosa che prima non era così. Quindi a quel punto, avendo sterilizzato di per sé le discipline e con un'imposizione di 2 docenti che devono avere 2 ruoli di almeno professore associato, molte discipline non hanno più l'accreditamento. Quindi questo è sicuramente un problema sentitissimo, tant'è che la Regione Sarda da un paio d'anni finanzia le università, e io recentemente, in questi 2 giorni che sono arrivato, ho portato già una delibera per finanziare l'Università di Cagliari e l'Università di Sassari i ruoli docenti, in maniera tale da poter assumere soprattutto docenti di quelle discipline che sono funzionali alla sopravvivenza e sviluppo del sistema sanitario sardo. Lei ha parlato di budget. Ci sono in gioco 270 milioni per la Sardegna dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come saranno destinati? Beh, ce ne sono anche molti di più, a dire il vero, di 270 milioni. Hanno dei capitoli di... No, questi sono i capitoli che riguardano la missione 6 della salute e il piano per gli investimenti complementari. Io stavo parlando del piano nazionale della Sardegna. No. Questo investimento che riguarda la missione. Beh, noi dobbiamo sicuramente andare a creare una rete qualificata da un punto di vista territoriale, e qui entra in gioco dei provvedimenti che a suo tempo avevamo preso in Senato, che poi sono stati recepiti anche nella riforma 24 della sanitaria alla Sardegna del 2020, dove dobbiamo andare a intercettare la patologia cronica. Il vero problema degli ospedali oggi è, a parte la carenza dei medici, che è un problema che può trovare delle soluzioni attraverso quei 2 binari che dicevamo prima, che uno è quello nazionale modificando l'accesso, l'altro è razionalizzare al meglio le reti e le risorse. Ma quello che serve con la missione 6 è andare a creare nei territori quelle che hanno chiamato case di comunità e un tempo anche ospedali della salute, dove tu là devi creare un network di medici generali, medicina generale, medici specialisti ambulatoriali, quindi non ospedalieri, che devono creare quella, diciamo, rete di assistenza del malato cronico. Perché il malato cronico è soprattutto in una popolazione che invecchia, è quello più numeroso ed è quello che va seguito e accudito al massimo, perché se tu lo curi difficilmente diventa acuto, o diventerà acuto in una minima percentuale, e quella minima percentuale deve andare nell'ospedale per acuti. Oggi abbiamo un territorio che è povero, non ha queste strutture, abbiamo solo i medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali che lavorano senza, tra virgolette, fare sistema. Per cui abbiamo anche una guardia medica, una continuità assistenziale che, devo dire, è un pochino antistorica, perché avere un bravo giovane medico che in un paesino disperso della Sardegna, senza strumenti e senza mezzi, con la buona volontà, dopo che arrivi e gli dici che è un dolore toracico, non può fare altro che mandarti in un pronto soccorso, e a quel punto il pronto soccorso diventa l'unico baluardo di salute del paziente. Noi dobbiamo invece creare una cintura intorno agli ospedali
dove attraverso case di comunità o ospedali di comunità o case della salute nel tempo hanno cambiato un po' le edizioni, e attraverso una riorganizzazione della continuità assistenziale rendendola più efficiente, attraverso l'introduzione degli strumenti della telemedicina, possiamo accorciare quelle distanze e probabilmente evitare che ci sia l'onda di transumanza verso il pronto soccorso. 7 milioni non spesi e che possono essere destinati alle strutture sanitarie convenzionate. Cosa ne pensa? Ne penso che la medicina privata convenzionata sia un'articolazione operativa della sanità regionale in tutte le realtà. Noi devo dire che abbiamo oggi un limite che è stato imposto dalla Spending Review nel 2012, per cui hanno fatto una fotografia delle spese della sanità privata convenzionata di tutte le regioni, e oggi c'è un tetto che non puoi superare. Cose ovviamente differenti da regione a regione, perché mentre in Lombardia la sanità privata convenzionata e anche il San Raffaele e anche l'Humanitas e anche realtà ospedaliere importanti, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di rilievo nazionale, e pesa più del 30%, noi qui siamo assolutamente a un budget molto più basso che raggiunge appena i 100 milioni, che non è neanche il 3%. Quindi è sicuramente secondo me, provvedimento che va rivisitato, anche alla luce del fatto, e proprio recentemente ho dato un incarico al mio amico dell'Ufficio Legislativo del Senato di rivalutare questa norma, perché probabilmente sono esenti, anche se noi li abbiamo sempre applicato, le regioni dove la spesa sanitaria viene pagata da sé. Quindi noi, che siamo una di quelle regioni, probabilmente non dovremmo avere il tetto imposto dalla Spending Review. Quindi sarà adesso compito del mio amico, nonché un tempo collega in Senato dell'Ufficio Legislativo, per darmi una conferma o meno del fatto che possiamo eventualmente sforarlo questo tetto. E sarebbe per la Sardegna una gran cosa, perché molte attività sarebbe utile affidarle al privato convenzionato. Siamo alle conclusioni della nostra chiacchierata. Esattamente un anno fa, dicembre del 2021, c'era lo storico passaggio dall'ATS all'ARES, quindi da una sanità con una sola ASL a una sanità con 8 ASL. Cosa ne pensa di questa modifica storica che ha appena 12 mesi? Ne penso che ho condiviso con il Presidente Solinas tutti i passaggi di quella riforma e le motivazioni. Noi dobbiamo dare una sanità più vicina ai cittadini, e le aziende sanitarie devono occuparsi di sanità e salute, non devono perdersi di vista con bandi, concorsi e appalti, per cui abbiamo centralizzato sull'ARES tutta quella che è la parte burocratico-amministrativa, liberando le mani alle ASL per occuparsi realmente dei problemi veri dei cittadini, che vuol dire ricostruire le reti territoriali, seguire i presidi ospedalieri, occuparsi di sanità e non di amministrazione, di bandi, gare, costruzioni di ospedali o altro, che sarà l'ARES a gestire. Ma pare che ci sia una Sardegna di Serie A e una di Serie B. Abbattimento delle liste d'attesa, investimento per esempio sulle TAC e le risonanze magnetiche. Su un investimento totale di 1 milione per la ASL 8 di Cagliari, corrisponde 140.000 per la ASL 1 di Sassari e 28.000 per la ASL 2 della Gallura. Allora, l'argomento è spinoso, e a maggior ragione se è fatta la domanda a un assessore sassarese,
però le posso rispondere qual è il mio punto di vista. Negli anni, e parlo degli ultimi 30, sono stati fatti degli investimenti in certi territori meno in altri. Sono stati accreditati delle strutture più in certi territori meno in altri, forse perché la classe imprenditoriale era più presente in certi territori e non in altri a investire per costruire dei centri e averli accreditati. Questo ha fatto sì che ci ritroviamo oggi in una situazione dove determinate aree della Sardegna hanno un numero di centri privati convenzionati e anche, devo dire, nella ospedalità pubblica tu trovi un tasso di posti letto che è superiore al tasso medio che dovrebbe essere in Sardegna, a fronte di altri territori che ce l'hanno inferiore a quello che dovrebbe essere. Quindi diciamo che questo intanto è un dato che va recepito e metabolizzato, e oggi noi dobbiamo considerare che non abbiamo un interruttore che si può accendere e che si può spegnere, ma dobbiamo trovare il giusto compromesso per poter garantire anche a tutti gli altri territori la possibilità di aumentare questo, diciamo, tetto e questo numero di prestazioni, a cui corrisponde poi ovviamente un tot in euro. Questo noi lo possiamo fare cercando di aumentare quel famoso tetto del privato convenzionato fermo al 3%, aumentandolo a quello che si vedrà, quello che ci verrà più o meno concesso, quello che si potrà contrattare, e cercando quindi di equilibrare, quindi dando in più a chi non l'ha avuto, cercando di non togliere a chi ha avuto, perché se noi aumentiamo la possibilità di estendere anche agli altri quello che alcuni hanno già avuto, penso che saranno tutti contenti. Andare a togliere crei sicuramente qualche problema, perché chi ha fatto, tra virgolette, l'investimento non l'ha fatto solo in opere murarie, l'ha fatto anche in forza lavoro, quindi prendere e ridurre un budget di 500.000 euro a uno studio specialistico potrebbe ovviamente incidere sull'occupazione. Quindi devi fare una attenta analisi di quello che è possibile, cercando di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Grazie davvero, dottor Doria. Grazie. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino.
Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Panorama Sardo e Telesardegna. Siamo qui da Epule, Accademia Internazionale Enogastronomica, con Angelo Concas. Sua Maestà il Panettone. Sua Maestà il Panettone, siamo sotto Natale, non potevamo farne a meno. È un'iniziativa che ha preso piede nel 2008 e allora la chiamai Sua Maestà il Panettone e il mito, capito? Facciamo anche storia, raccontiamo qualcosa di più. Qui adesso invece raccontiamo il panettone artigianale, il panettone industriale per far vedere le differenze, ma soprattutto abbineremo 11 vini dolci ai panettoni dolci e ben 9 metodo classico dalla Sardegna a quelli gastronomici salati. Avremo un gastronomico di Laura, di mare, con la ringa affumicata, poi invece avremo appunto altri 2 gastronomici di un'azienda proprio nota della Sardegna, piccolina, carina, che è storica, penso si possa fare il nome tranquillamente, e appunto è l'arte dolciaria Rau di Berchida, e abbiamo una delizia di mare e una delizia di terra. Pecorino romano, pomodori secchi, quella di terra, e quella di mare, di acciughe e via di seguito. C'è da divertirsi. Concas, lei quest'anno è riuscito a fare dei percorsi straordinari e noi di Panorama Sardo l'abbiamo seguita con molto piacere e interesse, ma anche con gusto. Quanto impegno ci è voluto per valorizzare e continuare a farlo la nostra Sardegna? L'impegno deve essere continuo, non puoi mai fermarti perché oltre che c'è sempre innovazione, quindi bisogna essere sempre informati e sempre fare in modo di far conoscere la nostra terra che tanto offre, e quindi c'è sempre da lavorare, sempre da farsi venire buone idee, perché oramai c'è poco da inventare, però a me non piace copiare, quindi mi devo spremere le meningi, scherzo, però cerchiamo di fare delle cose nuove, innovative, che diano prestigio alla Sardegna. La sua accademia contribuisce alla valorizzazione, però la sua accademia sta anche diventando un punto di ritrovo per non soltanto gli amanti del buon gusto, ma anche per gli operatori. Sì, è nata per essere un punto di ritrovo degli operatori. Qui, come avrà notato, abbiamo gli spazi salotto per le interviste appunto ai produttori. Il produttore può venire a raccontare la sua storia, e questo è molto bello perché davanti al wine lover, agli amanti del buon cibo, c'è il contatto diretto con l'operatore, che ti posso dire, col contadino che fa appunto i prodotti sott'olio, per dire, oppure l'arte del vignaiuolo o l'arte del maestro casaro, oppure l'apicoltore, c'è tanto da raccontare. E dopo il padrone di casa, Angelo Concas, vediamo di capire perché questo panettone è una maestà, e lo facciamo con la chef Maria Laura Casula. Innanzitutto ci tengo a precisare un panettone autoctono che preparo, che è fatto col candito di Pompia, perché il mio panettone, oltre ad essere fatto con lievito di madre fresca, è fatto con un candito che preparo io personalmente, che è il candito di Pompia, che arriva da Siniscola. Io sono del Sulcis Iglesiente, nata e cresciuta però con una cultura un po' interna, arrivo dalla Barbagia, detto sinceramente. E niente, ho iniziato a candire tanti anni fa la Pompia, e ho iniziato anche tanti anni fa a fare i panettoni perché è una grande passione, ma soprattutto era diventata una grande sfida, con un'intolleranza che mi sono ritrovata verso tutto ciò che era chimico, come il lievito di birra, che si sa benissimo che ha un
un valore diverso a livello nutrizionale rispetto a un lievito madre, ho iniziato a fare questi panettoni e sino a quando oggi produco diverse tipologie. Tutto ciò che uso all'interno del panettone è tutto naturale, il candito, qualsiasi cosa, che sia arancia, che sia la pera, che sia la pompia, che sia una ciliegia, le candisco io. Bene, bene. Lei ha avuto la possibilità di partecipare a un concorso e una trasmissione nazionale. Allora io le chiedo, approfittando delle telecamere di Panorama Sardo, Gennaro Esposito o Alessandro Borghese? Gennaro Esposito tutta la vita. Lei ha partecipato a Cuochi d'Italia portando la nostra Sardegna a livello nazionale. Borghese simpaticissimo, bellissimo, altissimo, bravissimo, molto showman. Gennaro tradizionalista e innovativo, ma sempre alla ricerca di ciò che rispecchia il mio modo di pensare e soprattutto sfruttare il territorio al 1000x1000. Più di Mariano Murru può darci delle indicazioni per quanto riguarda l'abbinamento panettone-vino? Ma sicuramente oggi avremo la possibilità di assaggiare alcuni dei migliori vini spumanti in metodo classico prodotti in Sardegna e alcuni dei vini da dessert di eccellenza della nostra isola, accompagnati da alcuni panettoni artigianali di grandissimo livello, di altissima qualità, con le descrizioni non mie ma dell'enogastronomo Angelo Concas, che ci accompagnerà in questa bellissima esperienza, oltre che dai racconti e le descrizioni di chi produce i panettoni e della famosa chef che ci accompagnerà e che ci descriverà tutte le particolarità della preparazione del panettone. È un momento di festa, è un momento per festeggiare il Natale, ma anche festeggiare le nostre meravigliose produzioni che abbiamo in Sardegna e che sono meno conosciute, soprattutto per quanto riguarda lo spumante del metodo classico, che però è negli ultimi anni in notevole crescita, assieme anche agli spumanti metodo Charmat. C'è sempre più interesse e il livello qualitativo sta crescendo notevolmente, dunque di questo siamo molto soddisfatti e si guarda in maniera positiva al futuro. Sono spumanti che nascono da vitigni tradizionali, ne troviamo diversi, ormai si spazia dal Vermentino al Nuragus, alla Vernaccia, ce ne sono veramente tanti per tutti i gusti e tutti di altissima qualità. E allora, dopo aver scoperto le caratteristiche del panettone sardo da Epure, ci siamo spostati in via Garibaldi 205 perché alcuni artigiani, approfittando delle vie dello shopping, si sono uniti per poter far vedere le loro creazioni. Andiamo. Love of my soul. Alcuni operatori si sono riuniti qui in via Garibaldi 205 per far vedere non solo i loro prodotti, ma possiamo dire le loro opere. E iniziamo con Marita ungherese. Lei fa degli abiti ecosostenibili. Esattamente, sì, lavoro molto con i tessuti naturali, uso tantissimo riciclo, infatti se magari ci spostiamo anche dall'altro angolo e faccio praticamente riciclo i jeans e misco insieme con i tessuti naturali. Da dove nasce questa voglia di fare un prodotto ecosostenibile, visto anche il green che ultimamente la fa da padrona in tutti i palcoscenici italiani e non solo? Esattamente, io ho iniziato comunque 3 anni fa con il riciclo, quando non si parlava ancora di ecosostenibilità, e è nato praticamente un po' per passione per il jeans, ecco, quindi per creare comunque una cosa più particolare ho cercato di mischiare con diversi tessuti e è uscito fuori una cosa magari rinnovativa e interessante. Marita, la sua creatività da dove arriva? Qual è la fonte di ispirazione? Fonte di ispirazione, prima di tutto il jeans, i tessuti naturali e modo da creare qualcosa di unica e sostenibile. Vi siete riuniti una serie di artigiani e l'avete fatto in una maniera abbastanza variegata.
Sì, comunque online o il sito internet, però i capi possono acquistare esclusivamente durante questo evento Galanias che abbiamo chiamato, quindi fino al 24 ci trovate qui in negozio, tutti i giorni, orario continuato. Prima di andare a conoscere i suoi colleghi, le chiedo, lei arriva dall'Ungheria, perché la Sardegna? Ha scelto la Sardegna? Perché in Ungheria non c'è il mare. Da Salluri abbiamo Andrea Vacca, artigiano di scarpe, un mestiere antico ma attualissimo, come stiamo vedendo dalle nostre immagini. Sì, è un lavoro che ormai sta quasi scomparendo, nel senso che con le grosse produzioni si tende a fare prodotti più commerciali, diciamo che un utilizzo più veloce, quindi anche un consumo più veloce. La mia idea è quella di creare comunque, come si faceva un tempo, un prodotto di qualità, un prodotto duraturo e comodo soprattutto, utilizzando esclusivamente pellami prodotti in Italia e conciati in Italia. Vacca, ascolti, la scarpa sarda ha una sua storia, anche un uso che arriva anche dal mondo rurale, però come tutte le cose che arrivano dalla tradizione poi diventano innovazione, anche modernità e soprattutto design e moda. La sua clientela, oltre a quella sarda, dove si affaccia con queste creazioni, possiamo dire, davvero, sono delle creazioni? Sì, diciamo mi sono fatto ispirare un attimino a quello che erano le scarpe tradizionali sarde. Ho voluto dargli comunque un tocco un po' più innovativo, un po' più, diciamo, un po' più accattivante, ecco. Spazia un po' dappertutto, oltre alla Sardegna alcuni modelli vanno a finire oltre al resto d'Italia, anche un po' Svizzera, Germania, qualche modello sta cominciando a uscire fuori dalla Sardegna. Bene, questa collaborazione nasce perché vi conoscete come artigiani e avete deciso di usare questa postazione in via Garibaldi che vi permette comunque di avere una bellissima vetrina. Sì, diciamo che ci siamo riuniti tutti con la stessa passione alla fine, che è quella di creare, di dare un prodotto di qualità, perché parliamo comunque dell'artigianato, sono tutti prodotti di qualità. Ci siamo riuniti e abbiamo voluto mettere insieme tutta la nostra arte e cercare di metterla a disposizione del cliente in un punto bellissimo come può essere via Garibaldi a Cagliari. Ci tenevo poi a precisare che la mente di questa organizzazione, del progetto Galanias, è Marco Nateri, un bravissimo costumista che ha deciso comunque di raggruppare tutti noi, insieme anche a qualche altro artigiano come Anna Paola Marturano, Roberta Serra e niente. Maria Grazia Manca, che ospita gli artigiani, gli artisti già da diversi anni nella sua location. Place Corner Store. Allora, Place Corner Store è un concept store, noi siamo nati da 4 anni e cioè questo progetto è nato proprio per ospitare marchi indipendenti, quindi dare spazio a artigiani creativi che fanno fatica a vendere, a farsi conoscere attraverso gli altri negozi. Qui ospitiamo sia marchi sardi che marchi non sardi. Quindi come vedete abbiamo abbigliamento, abbiamo grafiche, abbiamo borse, gioielli e foulard. E quindi è una realtà, insomma, interessante e i nostri clienti infatti ci apprezzano anche per questo, perché possono vedere delle cose che sono particolari e soprattutto i marchi hanno l'opportunità di farsi conoscere, di vendere e di esporre in una via dello shopping che magari singolarmente, apprendendo un negozio singolarmente, sarebbe più complicato. Quindi questa di via Garibaldi come sede 205, sì, possiamo dire diventa un po' come l'economia circolare del riciclo dei prodotti. Questa è un'economia circolare che permette a tante maestranze, a tanti brand di unirsi e fare rete. Sì, è un progetto che parte dal principio della sharing economy, cioè la condivisione. Noi abbiamo questo spazio, gestiamo noi la vendita, che condividiamo con tutta una serie di altri marchi e lo sharing economy, quindi la condivisione, permette di essere efficienti nei costi, nella promozione e in tutto il resto che gira attorno alla vendita e alla conoscenza di nuovi marchi. E allora ringraziamo la dottoressa Manca e noi ci spostiamo per conoscere un'altra artigiana, Micaela Vargiu. Unire tanti artigiani è impegnativo, è stato facile ed è costruttivo? È stato molto costruttivo e devo dire stimolante, e soprattutto anche perché siamo 8 artigiani diversi come genere,
però con un unico obiettivo e devo dire che ci siamo anche trovati con un progetto comune che parla molto della Sardegna. Abbiamo visto un'accuratezza e una ricercatezza non solo nei prodotti, che sono delle vere e proprie creazioni, ma soprattutto nei colori e nell'ambientazione. Fuori c'è un pubblico importante, che è quello della via Garibaldi, che incuriosito si affaccia alla vostra vetrina. Questo può essere il primo di una serie di collaborazioni tra artigiani diversi, ma che hanno come obiettivo la Sardegna. Assolutamente, anche perché abbiamo dato un nome al progetto che si chiama Galanias, che significa bellezza, che ci accomuna e che ci comunque raggruppa. Nelle sue creazioni, che ne vediamo alcune alle nostre spalle, nelle immagini del nostro Antonio Carta, c'è tanta sardità. Quando le nasce questa ispirazione o da che cosa attrae la creatività? Dalla famiglia, che è sarda. Mio padre mi ha trasmesso questa sardità, anche perché io poi in realtà sono nata a Milano, ma mi sono sempre sentita sarda dentro e quindi con le mie creazioni cerco di promuovere la Sardegna, anche e soprattutto con il nuovo progetto che ci ho tenuto a presentare in questa occasione, che si intitola Intresatela, dove praticamente nel mio lavoro classico, quello delle borse e dell'arredo, inserisco l'altra mia passione, che sono le fotografie, che vengono stampate su stoffa e che ritraggono momenti della tradizione della Sardegna, costumi, gioielli, carnevali e quant'altro. Vengono stampati e inseriti all'interno dei miei lavori, che sono le borse, i cuscini, le lampade. Praticamente lo slogan mio è "per chi viaggia sardo", più sardo di così. Un ottimo slogan, quindi per chi viaggia sardo, una dimostrazione, una documentazione di come gli artisti sardi, gli artigiani sardi possono riunirsi, fare rete e fare economia. Continuate a seguirci, diamo la linea alla regia, alla prossima. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali.
Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Il segretario generale della CGIL Sarda, Fausto Durante, ha presentato lo sciopero di venerdì 16 dicembre, una manifestazione generale in piazza del Carmine contro una legge di bilancio definita dal leader sindacale iniqua e inefficace. 8 i punti sottolineati nel corso della conferenza stampa. Il primo riguarda la necessità di aumentare i salari. Il secondo chiede la cancellazione della Formero e poi più risorse per il diritto all'istruzione e alla sanità ed ancora maggiore tutela di tutte le forme di lavoro, contrasto al precariato, rivalutazione delle pensioni, una riforma fiscale che rispetti il principio della progressività e la tassazione degli extra profitti. Il 16 dicembre la CGIL sciopererà da sola, perché se la CISL non parteciperà alla manifestazione in tutta Italia, la UIL Sarda è una delle 7 organizzazioni dell'Unione Italiana dei Lavoratori regionale che ha detto no alla mobilitazione. Prendiamo atto che ci sono valutazioni diverse. Devo dire che la UIL in 13 regioni su 20 sta scioperando con la CGIL, purtroppo non in Sardegna. La CISL ha un giudizio più positivo rispetto al nostro sulla manovra. Mi limito a registrare che poche ore fa un ex autorevole segretario generale della CISL, mi sto riferendo a Savino Pezzotta, ha dichiarato di non comprendere come si possa da un lato criticare l'insufficienza della manovra e dall'altro non unirsi ad alcuna iniziativa di sciopero. Ecco, penso che questa sia una discussione che con CISL e UIL anche della Sardegna dovremo fare, perché io penso che quando ci sono le ragioni per opporsi bisogna essere uniti e che il mondo del lavoro diviso risultati ne porta a casa pochi. Chi lavora o chi percepisce una pensione in Italia paga pressoché la totalità dell'IRPEF, ci sono interventi sul cuneo fiscale assolutamente deludenti, vi sono ipotesi di introduzione della flat tax che permettono a chi guadagna 4 o 5 volte più della media di un lavoratore dipendente di pagare meno della metà di quel lavoratore di tasse. Prosegue una iniquità e una ingiustizia nel trattamento fiscale del lavoro in Italia e in più, se posso dire, si agevolano surrettiziamente atteggiamenti volti all'infedeltà fiscale e al non compiere il proprio dovere di cittadini e di contribuenti, l'uso del contante, lo scoraggiamento di POS e carte di credito, cioè è tutta una filosofia dietro che noi non condividiamo e che contrasteremo con la mobilitazione. È una manovra che non dà nulla al lavoro dipendente, anzi toglie. Soprattutto toglie ai pensionati. Il governo intende fare cassa sui pensionati risparmiando quasi 40 miliardi in 10 anni, 40 miliardi sottratti ai contributi che i pensionati hanno già versato per godere della pensione. È una manovra che non dà nulla dal punto di vista delle politiche industriali e delle politiche energetiche, che non fa nulla per affrontare il tema del caro vita e del rincaro dei prezzi delle materie prime, dei generi alimentari. I salari stanno perdendo circa 180 euro di potere d'acquisto al mese e il bonus che prevede il governo gliene dà indietro appena una trentina, e quindi ci sono tutte le ragioni per opporsi a una manovra che per di più, ipotizzando la soppressione del reddito di cittadinanza, elimina un intervento di contrasto alla povertà che ha alleviato le condizioni di difficoltà di milioni di famiglie italiane. Ci sono tutte le ragioni perché il mondo del lavoro si mobiliti, lo faremo anche qui in Sardegna. Sviluppare la contrattazione collettiva, introdurre laddove serve un salario minimo
e soprattutto un meccanismo di indicizzazione dei salari che, senza ripercorrere le stagioni passate della scala mobile, permetta comunque di rinnovare i contratti nei tempi giusti, di agganciarli alla dinamica reale del costo della vita. E devo dire, e qui ce n'è un'altra di ragioni per le quali ci opponiamo a questa manovra, nel testo non c'è un centesimo per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici. Ecco, lo Stato come datore di lavoro nella sua legge di bilancio prevede 0 per rinnovare i contratti. Come vedete, le ragioni per opporsi a questa manovra sono tante, e quindi noi contiamo sul fatto che i lavoratori e le lavoratrici, le pensionate e i pensionati, i giovani, gli studenti, l'associazionismo, la società civile della Sardegna sia con noi in piazza venerdì 16. La Piazza Rossa, che poi Com'è la Piazza Rossa? Fucsia, non è rosa, così è rosa. Una serata all'insegna della beneficenza e dell'amicizia, quella che si è tenuta presso il teatro Sie Boy di Selargius, dove la compagnia La Pola, con Cosue Zara e Tamurita, hanno intrattenuto il pubblico con lo spettacolo Ieri, Oggi e Dopodomani, al fine di raccogliere fondi per la ristrutturazione della Casa Famiglia Chillia, luogo dedicato ad accogliere e crescere complessivamente 5 bambini orfani con disabilità che aspettano una famiglia o che necessitano di un posto sicuro e stabile in cui vivere per un periodo. Il progetto, come spiega Simona Cao, presidentessa della cooperativa, nasce durante il periodo della pandemia da un'esperienza personale e dalla volontà di rispondere a un'esigenza di tipo nazionale, ma di cui si parla ancora troppo poco, ovvero la necessità da parte di un bambino con disabilità di avere al suo fianco figure professionali adeguatamente preparate e che, nel percorso di cure riabilitative, possano garantirgli stabilità e accoglienza familiare per rimediare ai danni fisici e affettivi subiti durante l'abbandono. La struttura, la cui apertura è prevista per il 2023, accoglierà anche il primo centro specializzato in interventi assistiti con l'animale in Sardegna, rivolto al sostegno educativo e riabilitativo di utenti con fragilità e o disabilità di tutte le fasce di età. La vostra cooperativa si chiama Chillia, da dove nasce questo termine? Allora, Chillia noi l'abbiamo preso in un vocabolario antico di lingua sarda e significa culla, viene da chigliare, cullare, e ci sembrava il termine più corretto per chiunque viene da noi, perché per noi chi viene da noi, qualunque disagio, difficoltà, fragilità, viene cullato, viene accolto. Noi ci occupiamo di appunto servizi alla persona e soprattutto ci occupiamo di aiutare le persone dai bambini piccoli nel nido fino anche all'età anziana, persone con appunto disabilità differenti o anche con semplicemente in una situazione di disagio e di fragilità, e lo facciamo soprattutto attraverso la relazione con gli animali e con la natura. Quindi il nostro progetto per cui siamo qui è appunto la realizzazione la ristrutturazione di questa casa che è qua a Selargius, dove ci sarà il primo centro specializzato in pet therapy e ci sarà poi la casa famiglia che nasce, aspetta che voglio dire anche te, la casa famiglia, allora aspetta, stai qui e stai zitta un attimo, allora. La Casa Famiglia nasce da un'esperienza nostra personale di genitori adottivi. Noi abbiamo adottato Asia, che è una bimba che ha avuto una disabilità. Questa esperienza ci ha portato a creare questo progetto, per andare a colmare una carenza che è a livello proprio nazionale, che è la strutturazione appunto di una casa con una famiglia che accolga i bambini orfani con disabilità, ma che faccia anche tutta una serie di interventi per aiutarli nelle loro disabilità, in modo da poi trovare una famiglia adottiva. Da chi è composta tutta la cooperativa? Allora, nella cooperativa noi abbiamo tanti vari professionisti che sono sia interni che esterni, da educatori a una terapista della riabilitazione psichiatrica e vari anche coadiutori che sono i coadiutori dell'animale, quindi anche una serie di persone che lavorano e che sono formate apposta in pet therapy. Nel futuro della Casa Famiglia avremo collaboratori e professionisti in base anche alla disabilità dei bambini che potremo accogliere. In che modo la relazione tra bambino e animale può essere d'aiuto? Lì è io dico sempre che è una relazione ancestrale, la relazione tra l'uomo
e l'animale. E noi quindi cerchiamo di strutturare attraverso comunque i professionisti una relazione che porti benefici, perché ovviamente anche in un disagio una relazione comunque con un animale potrebbe anche portare non sempre un beneficio, e lì ci sono i professionisti invece che guidano a una relazione che aiuta. Il bambino è attratto dall'animale soprattutto, e questa attrazione noi ne facciamo buon uso proprio per supportarlo ancora di più. Entro quanto vi aspettate di poter far nascere questa bella casa famiglia? Allora, noi siamo pronti, diciamo, per iniziare i lavori di ristrutturazione. Stiamo facendo tante iniziative, la lotteria, altri spettacoli, delle cene, e ci stanno supportando in tanti. Speriamo entro i primi mesi dell'anno prossimo di iniziare i lavori, e quindi entro fine anno dell'anno prossimo di aprire la struttura. E questa serata è un po' un modo per unire tutti, famiglie, adulti più piccoli. No, io sono stata, quando mi hanno detto di questa serata ero emozionata, lo sono anche adesso, perché avere persone anche speciali come loro che ti supportano e ti aiutano a noi ci dà la carica, perché è difficile ovviamente portare avanti questi progetti, e quando hai situazioni dove comunque porti anche del bene, perché anche la serata è portare del bene, perché alla fine le persone si divertono, e in più sostieni noi, è splendido, è splendido. Ragazzi, c'è Tele Sardegna, mi raccomando, venite, allora, Sergio Piras, Marco Cambò, c'è anche Francesco Porcu Gabriele Coso che stanno a prendere chicca, allora una serata in beneficenza in favore della casa famiglia. Vieni, non essere timido, in favore della casa famiglia Chilia. Zorro. Allora, siamo tutti riuniti per fare oggi del bene, perché dobbiamo... Perché durante la settimana esatto. Quindi dobbiamo riequilibrare. Dove l'hai vista questa ragazza? A Violina. Non è video, è Tele Sardegna. L'ho vista Ischia, no, Amanda. Quindi stiamo cercando di riequilibrare il bene e il male. No, a parte gli scherzi, è una serata, è una casa famiglia che si occupa di ragazzi con disabilità. Problematiche varie, certo. Questo è il mese della beneficenza. Sì, perché è una casa famiglia che si occupa di bambini disabili orfani, stanno cercando di ristrutturarla e sistemarla al meglio per poter accoglierli proprio con l'affetto di una famiglia, quindi non è un istituto ma è proprio casa famiglia, l'idea che possono stare con loro all'interno di questa famiglia. Uno spettacolo tra passato, presente e futuro. Guarda, non so cosa succederà, perché ci ha fatto bere whisky e quindi siamo tutti un attimino... Marco, non so... Io l'ho già vista. Sì. Dove l'hai vista? Sardegna 1. No, è Tele Sardegna! A Jessico, io l'ho vista a Tele Jessico. Sardegna. Allora, Marco, spiega tu cosa succederà stasera sul palco. L'imponderabile, cioè voi vi dovete aspettare di tutto. Adesso voi siete venuti qui, avete pagato, pensate che sarà una serata normale, non lo sarà. Allora, però non vi possiamo assolutamente... Abbiamo anche una ragazza, abbiamo anche Simona, vieni Simona. Questo è un appuntamento perfetto in vista del Natale. Assolutamente, ovviamente. Ma queste cose non si fanno solo a Natale, bisogna farle. Loro lo fanno tutto l'anno e anche noi quando ci coinvolgono lo facciamo perché è giusto aiutare chi ha bisogno. Noi siamo... Aiuto, oggi è emozionata. Oggi siamo contenti di essere qui. Dai, è una bella serata, sarà una bella serata e insomma... c'è anche il tutto esaurito, quindi insomma... Perfetto. Ringraziamo tutti. E poi ce ne andiamo tutto al ristorante. Abbiamo l'incasso e il futuro è quello. Prendere l'incasso e andare a mangiare. Allora, lei è testimone, l'incasso è devoluto completamente. Tu pensa che Gabriele arriva da Sant'Antioco, non ha avuto neanche il rimborso benzina, i soldi vanno tutti alla casa famiglia Chilia, perché è giusto così. Grazie. Ma chi vedremo? Allora ci saranno la Pola, Cosuè Zara, Francesco Porcu, Gianni Detto. Dov'è Gianni? Gianni, chiamate Gianni. Saranno anche Gianni Dettori, quindi uno spettacolo dove abbiamo coinvolto la nostra, diciamo... Massimo, c'è anche lui. Ecco Gianni, eccolo qua Gianni.
c'è anche Gianni. Piccolo Gianni. Questa è la nostra famiglia, Tamurita, La Pola, Cosuezzara, Gianni Dettori, Francesco Porco e diciamo cerchiamo una casa. Quindi magari se qualcuno... Che poi saranno quelli che faranno parte della trasmissione che andrà a Telesardegna al più presto, quindi insomma oggi è una prova generale di quello che succederà anche in televisione. Ci facciamo tutta la Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, come programmato dall'Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile all'assistenza territoriale di prossimità. Il dibattito si è aperto sul tema delle reti clinico-assistenziali integrate e strutturate, un modello organizzativo per l'equità e la sostenibilità. È proseguito sul disegno della nuova sanità territoriale tra case della comunità e assistenza domiciliare integrata. Ci si chiede, ma qual è oggi lo stato dell'arte in Sardegna? Ci si sofferma su integrazione tra sociale e sanità, sul ruolo dei comuni con uno sguardo della cooperazione sociale, sul benessere e la salute mentale. Quale futuro dopo il Covid? L'epilogo in serata con il confronto su un tema fondamentale: popolazione anziana e con problemi di autosufficienza, le strutture residenziali e la domiciliarità. Il ruolo della cooperazione sociale nella sanità di prossimità. Ci ritroviamo con Andrea Piano per un nuovo appuntamento di Lega Coop Sociali. 15 giorni fa
avevamo parlato di questa lettera aperta che avete indirizzato all'assessore alla sanità, ed era un discorso che coinvolgeva tutti i cooperatori della Sardegna e tutte le organizzazioni deputate all'uopo. In questo caso invece cercate di fare il punto della situazione, avete l'occasione di incontrare l'assessore, il nuovo assessore Doria. Insomma, questo 2022 come si è chiuso? Questo 2022 si chiude in una situazione nella quale abbiamo sperato all'inizio dell'anno di uscire finalmente da una crisi acuta causata dalla pandemia, ma ci siamo rientrati subito dopo in un'altra pesantissima situazione sotto il profilo anche economico e di sostenibilità, perché la guerra ha causato tra Russia e Ucraina un incremento, prezzi impazziti rispetto ai beni essenziali, nelle strutture, nell'energia soprattutto. Quindi in realtà, siccome non abbiamo percepito nei mesi scorsi, negli anni scorsi, ristori particolari, la sofferenza delle nostre aziende, delle nostre imprese è particolarmente forte. Piano, quando parliamo di mondo della cooperazione sociale in Sardegna, di quante persone parliamo? Le cooperative sociali in Sardegna, quelle che risultano formalmente iscritte anche agli albi, sono veramente tante, sono oltre 1000, però in realtà quelle attive sono nettamente di meno, e quelle associate alla realtà della cooperazione organizzata da Legacoop in questo caso, Confcooperative o AGC, sono intorno alle 800-750. Ovviamente stiamo parlando di realtà che insieme ai propri soci e ai propri operatori coinvolgono migliaia di persone e soprattutto hanno un indotto nelle loro attività nel territorio che cresce dal punto di vista anche di un buon lavoro che in altri contesti non si può certamente trovare. In apertura di trasmissione, lunga intervista col neoassessore Carlo Doria. La sua speranza è che le case di comunità che avvieranno la loro attività in Sardegna segnalino una svolta storica importantissima, soprattutto per i centri dell'interno con meno possibilità di avere un contatto positivo con il mondo della salute. Ma noi in questa iniziativa ragioniamo proprio su questo, perché in questi anni insomma, si è passati da una riforma sanitaria all'altra, si è posta tantissima attenzione al tema delle strutture ospedaliere, ma il tema vero è quello dell'assistenza nei territori. Quindi c'è il tema delle case della salute, che per noi sono una struttura fondamentale, ma a questa va associata tutta la filiera dei servizi, che sono quelli dell'assistenza domiciliare, sia socioassistenziale che l'assistenza integrata. E poi c'è il tema grandissimo della quella che si chiama medicina di iniziativa, ossia la prevenzione. Noi dobbiamo sempre più costruire un sistema che previene e costruisce fondamentalmente il benessere per evitare che la gente sia male e soffra. Da questo punto di vista la cooperazione sociale, che è articolata nei territori, può dare una mano importante. Oggi però questo nelle linee ministeriali e poi nel dibattito che è in corso nei territori delle volte si sottovaluta. Noi con questa iniziativa ci riponiamo al centro di questa sfida, perché riguarda un cambiamento nostro ma anche dei territori, delle comunità locali e degli altri soggetti. Ed eccoci con Eleonora Vanni, che avevamo incontrato esattamente 12 mesi fa a Nuoro. Si parlava dello stato di salute della vostra organizzazione. Sono passati 12 mesi. Com'è? Ma sono passati 12 mesi importanti, perché in questi 12 mesi mai avremmo pensato di avere una guerra alle porte dell'Europa che avesse così importanti ricadute economiche. I costi energetici, le materie prime, i servizi che si sono aggiunti alle difficoltà che le cooperative avevano vissuto con il Covid. Le nostre cooperative comunque si stanno impegnando, i ristori che abbiamo avuto sono veramente pochissima cosa rispetto all'impegno, però stiamo guardando avanti e anche l'iniziativa
Qui a Cagliari lo dimostra, stiamo guardando alle opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla salute di prossimità e al fatto che le cooperative così radicate nel territorio possono essere una risorsa primaria nella lotta alle disuguaglianze e per la ripresa anche economica del nostro Paese. Quanti sono gli operatori del sociale in Italia? Gli operatori in totale sono molti, ora su tutte le organizzazioni è più difficile individuarli, i nostri sono circa 250.000 e siamo anche nella situazione in cui ci stiamo fortemente chiedendo anche rispetto al potere di acquisto dei salari dei nostri lavoratori che sono in difficoltà, così come molte realtà nel Paese. Ci sono delle condizioni di sistema che rendono molto difficile poi anche adeguamenti, rinnovi contrattuali, per quanto noi abbiamo iniziato a ragionare con le organizzazioni sindacali, ma i nostri lavoratori sono anche i nostri soci e quindi sono la nostra prima risorsa e quindi il loro benessere è anche il nostro primo pensiero. Abbiamo parlato con Eleonora Vanni, abbiamo accennato a quello che potrebbe essere l'impatto del PNRR sul settore del sociale. E su questo tema Desideri ha scritto la parte che riguarda la sanità. Certo, sì, ho contribuito a scrivere questa parte, diciamo con un'idea che un po' è emersa dal dibattito dopo l'approvazione del PNR, che per garantire le stesse cure a tutti, il nostro è un sistema che nasce con la volontà, dall'articolo 32 della Costituzione alla legge di riforma del 78, la 833, l'accesso paritario di tutti al sistema di cure sanitarie e sociosanitarie. Inevitabilmente per curare tutti nello stesso modo bisogna tener conto anche degli aspetti sociali, no? Sempre più legati all'invecchiamento, alla fragilità, alle differenze culturali, sociali, di istruzione, linguistiche, di genere. Allora ecco, prendersi cura di tutti è un po' la mission del nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, come io dico sempre, curare tutti, sembra un paradosso, costa meno perché si evita, quando è necessario un bene, l'ospedalizzazione, perché sì, assumiamo in cura, non in carico, in cura tutte le persone, evitando che un diabete si trasformi in una causa di infarto, per fare un esempio. Ecco, questa idea, che è un'idea naturalmente portata e scritta nel piano nazionale, ecco, io l'ho concretizzata con azioni, modelli organizzativi e concreti che garantiscono che il cittadino, ovunque vive, dovunque abita, qualunque sia il suo livello di istruzione, se ne tiene conto e lo assumiamo in cura dalla prossimità dove vive fino al centro megagalattico ospedaliero, insomma, facendo anche attenzione al suo livello di istruzione, ai suoi bisogni pensate all'anziano solo, il caregiver, no? Per dirne una, i suoi bisogni sociali. Dottor Desideri, un'ultima cosa, la chiave di volta di questo percorso virtuoso che accompagna il PNRR alla sanità si chiama case di comunità. Dunque, lì è bella domanda, perché un po' di confusione nel dibattito è stato fatto e quindi colgo l'occasione per ribadire una questione. Case della comunità, le ex case della salute, sono luoghi opportuni dove si integrano le professioni, dove c'è per esempio l'unità di valutazione multidimensionale, dove appunto un anziano solo fragile viene preso in carico non solo per gli aspetti sanitari ma anche sociali. È il luogo dove magari si fa una diagnostica di primo livello, ci mancherebbe, certo che sì, ma tutto questo non deve allontanare il sistema di cure, la prossimità e la proattività del sistema di cura. Quindi un po' di confusione è stata fatta. Dice allora i medici di famiglia ora stanno nelle case della comunità. No, i medici di famiglia stanno nei propri ambulatori e si organizzano nella loro forma di organizzazione, che si chiama AFT, aggregazione funzionale territoriale,
voluta da una legge del 2012, il famoso decreto Balduzzi, e si organizzano per essere sia nell'ambulatorio di periferia oppure in cima alla montagna, sia 2 volte alla settimana, nel pomeriggio o nella mattina, nella casa della salute, della comunità, pardon. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirsu.it. E tu? Filiere che ne sei? È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Intanto si mescolavano. Un evento patrocinato dalla Regione e sostenuto dagli uffici del Parlamento europeo in Italia per sottolineare l'impegno dei principali attori operativi in Sardegna legati al mondo della ricerca, delle istituzioni e delle start-up. Sono intervenuti alla giornata di lavoro i rappresentanti della Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza dell'Information Technologies regionale, del CRS4, del distretto aerospaziale della Sardegna, di Sardegna Ricerche e di delegati accademici degli Atenei di Cagliari e Sassari. Sardinia Innovation Awards è stato promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell'innovazione. Un momento di confronto tra i maggiori delegati della regione ed i principali protagonisti operativi nell'isola, un'occasione per approfondire tendenze, opportunità e potenzialità legate alla transizione digitale e alle nuove tecnologie al servizio della cittadinanza, della pubblica amministrazione e delle imprese.
I Sardinia Innovation Awards nascono proprio con l'obiettivo di dare una menzione speciale sia alle realtà innovative del territorio che all'importante lavoro svolto dalla pubblica amministrazione sul tema dell'innovazione digitale e dei servizi alla cittadinanza, temi legati sia al PNRR che al rilancio dei territori, e su questo la Regione ha saputo raggiungere dei risultati molto importanti, e noi come ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, proprio per promuovere queste case history e best practice a livello nazionale e territoriale abbiamo creato questo importante appuntamento che rappresenta per noi soltanto un calcio d'inizio per le tante attività che vogliamo portare avanti sia sulla territoriale sarda che di poter portare la storia e le eccellenze della Sardegna a livello nazionale in tutto il nostro ecosistema paese. Qual è il compito della vostra associazione a livello nazionale? Il compito dell'ANGI è quello di promuovere e divulgare il tema dell'innovazione e del digitale, creare partenariati pubblico-privati per accelerare tutti quelli che sono i processi di sviluppo dal punto di vista economico e sociale, dando la voce e la testimonianza dei giovani innovatori italiani, in quanto investire sui giovani talenti e l'innovazione rappresentano i due cardini principali per rilanciare il nostro Paese, e d'altronde sono anche i principi che hanno promosso il Next Generation EU per voce della stessa Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e sono i principi fondanti del nostro piano nazionale di ripresa e resilienza, e chiaramente anche attività di open innovation a supporto di tutte le aziende sia sul territorio che a livello nazionale per promuovere il tema della digitalizzazione e della transizione ecologica. Un anno fa aveva fatto sensazione a livello nazionale il fatto che con il Banco di Sardegna, le università, tutte le imprese legate a Confindustria si fossero unite per presentare un unico progetto, e parliamo di 12 mesi fa. Ma io penso che la capacità di sapersi relazionare con tutti gli attori, tra tutti gli stakeholder, è fondamentale, perché il promuovere istanze che possono sostenere le infrastrutture, le imprese, gli incentivi allo sviluppo sia un qualcosa di fondamentale e soprattutto di unico, perché il dialogo pubblico-privato rappresenta l'opportunità per poter abbattere qualsiasi forma di digital divide, o soprattutto la necessità di focalizzare quelle che sono le necessità su cui dare primaria importanza in ottica anche di attuazione dei programmi di sviluppo economico e industriale. Quindi istanze e appelli provenienti dal mondo delle imprese e delle università sono fondamentali, e sono entrambi stakeholder con cui l'ANGI lavora a tutto tondo, e soprattutto con diversi protocolli di intesa e partenariati per promuovere sia le competenze che lo sviluppo di nuove imprese giovanili di stampo innovativo. Andreina Farris, dall'assessorato in industria all'assessorato agli affari generali e al personale, 13 anni dopo. È una grande rivoluzione. Quello che ho trovato in regione è veramente una grande rivoluzione. Quando ho fatto l'assessore all'industria andavo in giunta con la borsa di giunta, che era una cosa materiale, con tutti gli scomparti per mettere le delibere. E io adesso sono arrivata e abbiamo invece la borsa di giunta digitale. Il mondo dell'innovazione e la regione Sardegna. Si parla tanto di digitalizzazione, di innovazione. Il mio assessorato ha due direzioni generali. Una riguarda gli affari generali, il personale e le riforme. L'altra riguarda l'innovazione con compiti precipui. Le due direzioni ovviamente devono dialogare fra di loro. La innovazione e la digitalizzazione sembra un qualcosa di astratto, non tangibile, invece basta tornare un po' indietro nel tempo, pensare agli effetti che avrebbe avuto la pandemia, soprattutto quando era nel suo culmine, senza la digitalizzazione. Noi grazie alla digitalizzazione abbiamo potuto impiantare un sistema che autorizzava di lasciare la Sardegna allo stesso tempo di farvi rientro. Ed era immediato. Grazie alla digitalizzazione abbiamo avuto anche le cose più semplici, quali ad esempio una ricetta sul nostro telefono, che ci evitava le file negli ambulatori dove l'esposizione al rischio di contagio era elevatissimo. Grazie alla digitalizzazione abbiamo finalmente potuto sperimentare lo smart working in tutto il sistema regionale e non solo, anche negli enti locali, e abbiamo cominciato a parlare una lingua comune tra pubbliche amministrazioni, ma anche una lingua comune tra pubblica amministrazione e privato. Quindi la digitalizzazione è fondamentale per la semplificazione. Se si semplifica l'azione amministrativa significa anche che noi la rendiamo efficiente ed efficace. E queste sono le direttrici
della nostra azione: legalità, efficienza, efficacia dell'azione amministrativa, che comporta ovviamente una rivisitazione, o meglio una riforma di tutto il sistema, non solo dal punto di vista delle risorse umane, ma anche dal punto di vista organizzativo e anche normativo. Quindi le cose devono andare tutte di pari passo: riforma, formazione di personale, digitalizzazione, sicurezza, che è uno dei baluardi e uno degli obiettivi del Presidente Solinas. Ritroviamo Maria Assunta Serra, direttore generale di Sardegna Ricerche. In questo caso non siete voi i protagonisti, organizzatori dell'evento, ma questa volta i premiati. Beh, diciamo che noi siamo qui a questo evento molto importante organizzato dall'assessorato agli affari generali della Regione insieme all'Associazione Nazionale dei Giovani Innovatori. Quando si parla di innovazione, Sardegna Ricerche è sicuramente in primo piano, perché con le nostre attività noi sosteniamo, diciamo, i giovani Archimede, tutti quelli che hanno da sviluppare delle idee innovative che non sono idee che nascono dal nulla, possono essere anche trasformazioni che servono per migliorare la qualità della vita e, perché no, produrre un maggiore efficientamento in tutte le sedi, da quello energetico a quello medico, a tutti gli ambiti del sapere. Ci diceva l'assessore agli affari generali Andreina Farris che 13 anni fa, quando era assessore all'industria, arrivava in regione con un borsone pieno di documenti. Oggi gli basta portare in borsetto un pendrive. Beh, ormai i documenti, il cartaceo non lo usa quasi più nessuno, anzi abbiamo l'obbligo di eliminare sempre più l'uso del cartaceo nella nostra attività lavorativa. Oggi, grazie alla transizione digitale, ci basta una pennina, ma non più neanche la pennina, cioè sarà tutto nel cloud, per cui qualsiasi cosa sarà in una nuvola conservata per le future memorie. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali.
Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR. Una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. E siamo in chiusura di trasmissione, una trasmissione molto lunga anche questa settimana, tanti temi del nostro percorso sull'economia regionale. Avviamo da oggi quelli che sono gli argomenti che riguardano il bilancio di fine anno e lo facciamo negli uffici di Coldiretti in prima battuta. 2022, l'anno della ripresa dopo la pandemia, l'anno che ci ha portato alla guerra, l'aumento dei prezzi, una moneta che vale sempre meno, un euro sempre più debole. Sì, siamo in quella famosa fase dove dobbiamo scegliere come vedere il bicchiere. Lo vediamo mezzo pieno, lo vediamo mezzo vuoto. Al di là di tutto noi siamo realisti, ma vogliamo continuare a vedere il bicchiere mezzo pieno. Noi ci auguriamo che il 2023, al di là della fatica che ha portato la pandemia in questi 2 anni e delle disgrazie che sta portando la guerra sull'aumento dei costi delle materie prime, sull'aumento dei costi dell'energia, che in qualche modo sta danneggiando pesantemente le aziende, in realtà abbiamo visto anche un muoversi un po' anche il livello dell'inflazione del nostro territorio, in realtà di tutti i territori sviluppati, dagli Stati Uniti all'Europa, insomma stanno subendo questi aumenti di prezzi che sono giustificati in qualche modo anche da fenomeni speculativi sui carburanti, anche su altre vicende che chiaramente stanno un po' danneggiando la nostra economia. In realtà però stiamo vedendo anche che la nostra economia tiene, per cui bisogna capire come affrontare il nuovo 2023 con uno sviluppo che faccia di nuovo far circolare il denaro e che in qualche modo faccia perdere questo stato di paura che ci sta un po' tutti prendendo. Ecco, io per primo onestamente ho paura di questo innalzamento dei tassi di interesse delle banche, del costo energia su cui non si sa cosa succederà. Però ritengo che siamo in un periodo talmente sviluppato che abbiamo degli elementi di protezione sia da parte dell'Europa sia da parte in qualche modo dell'intero sistema globale che possono portarci anche bene. Ecco. Non voglio vederlo vuoto il bicchiere. Direttore Saba ha citato 2 volte l'Europa e so che Coldiretti è impegnata in questi giorni a livello comunitario perché c'è questo desiderio di bloccare il successo dell'Italia, soprattutto con prodotti fondamentali come le carni, i formaggi, il vino, vengono ritenuti letali per la salute dell'uomo. Sì, ecco, queste forse sono le cose su cui dovremmo dedicarci di più rispetto allo stare spaventati. Cioè la battaglia che stiamo facendo rispetto all'etichetta semaforo, rosso, verde, giallo, che chiaramente andrà a identificare dei prodotti di base che possono essere consumati o meno, su cui i nostri prodotti, dal parmigiano ai pecorini, dall'olio d'oliva, insomma ad altre derrate, sino addirittura alla pasta, possono essere etichettati col semaforo rosso e quindi andare a bocciare il nostro livello di economia, sino ad arrivare ad esempio alla grande lotta che stiamo facendo contro le carni sintetiche. Questo ecco sarebbe veramente per il 2023 un danno pesante, per cui invece che concentrarci a lamentarci, a non vedere insomma un buon anno, dobbiamo concentrare i nostri impegni sulle lotte che possono caratterizzare lo sviluppo
della nostra economia. È vero, è molto vero ciò che ha detto, e cioè che lo sviluppo che c'è stato in questi anni del Made in Italy nel mondo è stato straordinario. Siamo passati da poco più di 10-15 miliardi di euro di sviluppo all'export diversi anni fa a superare i 40 e sino a poter arrivare addirittura a oltre 50 miliardi di export, e con un Italia sounding da combattere ancora, cioè contro il falso Made in Italy che è presente nel mondo, che addirittura sfiora 150 miliardi di euro. Quindi abbiamo ancora tanto da recuperare e tanto benessere può essere portato in Italia e anche in Sardegna, nonostante questo periodo un po' difficile che stiamo affrontando. Coldiretti non è mancata in questi mesi del dopo estate a tutti gli appuntamenti in cui si è parlato di legame tra il turismo e l'enogastronomia. Considerato che è stato l'anno boom, il 2022, per la ripresa del mercato delle vacanze, quanto ha giovato questo discorso al vostro settore? Ma ha giovato ancora in maniera parziale, però ne siamo contenti, perché anche se ancora non c'è da parte soprattutto del meccanismo dei grandi hotel e anche non c'è tra l'altro anche la cultura nel mondo produttivo di poter creare la filiera del valore alberghiero fatta di Made in Sardegna. Però è vero che il turista ha girato, che è andato nei nostri agriturismo, che ha mangiato nei nostri ristoranti, che hanno comunque consumato anche se in parte sardo, per cui c'è stato un boom straordinario, e questo tra l'altro proprio nell'anno della pandemia, cioè di uscita dalla pandemia e inizio della guerra, dove pensavamo di entrare in uno stato di baratro. Ecco, sfruttiamo questi momenti, così come abbiamo parlato e detto con l'assessorato al turismo, per creare dei modelli identificativi dove la gente arrivi non solo per le belle coste o per farsi la stagione estiva, ma perché arrivi trainata dal cibo, così come fanno altre regioni, dalla Sicilia al Veneto, alla Lombardia, all'Emilia Romagna, su cui chiaramente parte del turismo esperienziale non è solo quello, come si dice, archeologico, non è solo quello enologico, ma è anche quello legato proprio al cibo. Noi abbiamo tanta tradizione da raccontare. Le Cortes Apertas credo che educhino tanto in Sardegna, anche se vi è la necessità in qualche modo di atturare turisti dall'esterno. Per ora le nostre Cortes che ci accompagnano lungo la stagione bassa sono presenti soprattutto per quanto riguarda i territori nostri, per cui per la nostra gente. Dovremmo ancora costruire la possibilità di portare i turisti da fuori per fare il weekend in questi territori e visitare questo cibo da strada. Siamo di rientro da Palermo, abbiamo fatto il villaggio di Coldiretti, dove il cibo da strada ormai è un must che accompagna i palermitani. Loro si fregiano di questa grande in qualche modo scelta che hanno fatto diverso tempo fa, e io vedo che però i turisti rispondono, per cui è un meccanismo che riesce a funzionare dove c'è il cibo, ci sono i mercati contadini, ma anche i mercati generali. Vediamo che la gente va, vive e vuole assaporare quella che è la cultura anche gastronomica dei nostri territori. Siamo addirittura d'arrivo, stanno per partire i titoli di coda. Di rigore una domanda da Gabriella Murgia a Valeria Satta. Cambia l'assessore dell'agricoltura, quali sono le richieste che farete alla nuova assessora per il 2023? Le più importanti. Ringraziamo intanto l'impegno profuso dall'assessore Murgia in questi anni e diamo insomma un saluto al passaggio di testimone all'assessora Satta che incontreremo in questi giorni. Chiaramente noi lasciamo quello che abbiamo detto sinora, cioè il fatto di poter vedere col bicchiere mezzo pieno la possibilità di ridare linfa vitale alle imprese con una burocrazia tagliata, noi come Coldiretti lo ripetiamo sempre, e con la possibilità di spendere i denari che già ci sono dentro la regione. Ce ne sono tantissimi, arrivano in parte dall'Unione Europea, in parte li stanzia la regione. Serve però una burocrazia leggera, così come che serve una cabina di regia permanente per quanto riguarda le
le pizzozie. Siamo passati dalla lingua blu alla nuova malattia del cervo che sta bloccando le nostre carni, quindi il commercio, l'esportazione, in un momento tra l'altro abbastanza frizzante, bello per i nostri produttori, ha tagliato le gambe alle aziende perché non abbiamo una catena di comando permanente anche con il sistema della sanità che consenta di gestire queste pizzozie con operatività, insomma garantendo da un lato il rispetto delle norme sanitarie, ma garantendo anche il mondo produttivo per quanto riguarda le movimentazioni dei capi e la possibilità di vendere i propri animali al di fuori del proprio territorio, di poter macellare le proprie carni per poterne avere agio. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.